Buongiorno e ben trovati alla rassegna stampa di TG Plus, la pagina di Treviso, partendo naturalmente sempre dalla tribuna di Treviso. Aggredita e soffocata in casa, Margherita di Skinstedt è stata la prima colpita alla testa e poi finita sul divano. L'ipotesi: aveva sorpreso un ladro e quindi questo si è scagliato contro la propria vittima cercando di fermarla, ma avete visto l'epilogo, insomma, è tragico. Altra tragedia: travolto in Vespa, muore a 31 anni, follina in lutto per Matteo De Luca. Questa è la bella foto che è stata messa come fotonotizia dalla tribuna di Treviso di questo ragazzo che suona la chitarra. Tensioni politiche, Lega si sgretola il fortino trevigiano, vedete Zaia insieme a Marcon sfida i ribelli, confronto pubblico, anche noi l'abbiamo cercato ieri, infatti questo ha detto ci sarà un confronto pubblico, parlerò in quel frangente. Nella Marca vivono pochissimi single, famiglie solide, questo poi anche da vedere, tante. Invece guardate qui, c'era una pistola nascosta tra i surgelati al PAM di Treviso, chissà perché. Uno arriva e mette una pistola lì in mezzo ai surgelati, si vede che non sapeva dove lasciarla, poi magari ci sono le telecamere, si vede anche chi è stato. Su Gazzettino, massacrata in casa e soffocata dal ladro, anche questa è la notizia che viene riportata dalla tribuna di Treviso e arriva anche sugli altri giornali. Gli spari alla prof, quel 5 in condotta che poi è diventato 9, si parla ancora della professoressa impallinata, e Putin, sfiorata la guerra civile, discorso alla nazione, i nostri militari sono rimasti fedeli, hanno salvato la Russia dalla distruzione. Ancora una foto di Villa Galan che nessuno vuole, che andrà alle Onlus, e la storia dall'est in bus a Venezia, i pendolari dell'elemosina vengono qui, chiedono l'elemosina, poi risalgono e diventa proprio un vero e proprio lavoro. Sul Corriere del Veneto, cambieremo il voto in condotta, caso Rovigo, il ministro annuncia nuove regole e la professoressa impallinata chiede i danni ai genitori. La battaglia Lega va avanti, vedete, lascia scorie e ferite, marcato addirittura se ne sta per andare, e la professoressa, invece, che ha lavorato solo 4 anni su 20, dice: io assenteista solo una barzelletta. Vedete che anche qui si riporta la notizia della signora colpita in casa e anche quella della Villa di Galan, mentre la tassa d'imbarco, la Save fa l'appello. Andiamo a vedere Treviso per Notizie Plus. La CGA, le grandi imprese si finanziano in ritardo nei pagamenti ai piccoli, questa è una notizia un po' di carattere a respiro regionale. Beccati dai carabinieri a fare acquisti con una carta di credito rubata, e l'agricoltura trevigiana fa 600 milioni di euro nella prima metà del 2023 e c'è un patto tra Federalberghi e Unicredit a sostegno delle imprese del settore turistico. Questo e altro potete seguire anche nelle pagine di TG Plus e di Notizie Plus.